Buongiorno, ben trovati, Focus TG, siamo in diretta anche in questo caldissimo sabato, ci sono tanti temi, lo sapete, la cronaca, torneremo sull'infortunio costato la vita sul lavoro a un operaio sessantenne di origini indiane nel Trevigiano, ma andremo anche a vedere quella che è la situazione tra pochissimo della fuga di gas per la quale è stata chiusa la Valsugana. Oggi siamo a Rosà, quindi alle porte di Bassano del Grappa, e ancora quelli che sono naturalmente gli strascichi della sentenza PFAS, e poi a Venezia per l'ultima giornata di festeggiamenti per le nozze avvenute ieri di Jeff Bezos con la nuova moglie Lauren Sanchez. Lì è la giornata anche delle contestazioni, quella di oggi, perché dalle 17 sono previsti 4 presidi in città che i nostri colleghi naturalmente della redazione di Venezia seguiranno. Allora, innanzitutto andiamo, come detto, sulla statale 47 nell'abitato di Cusinati di Rosà, fuga di gas. Il problema ieri sembrava parzialmente risolto, in realtà pare ci sia una sacca di metano nel sottosuolo che impone massima prudenza. Sul posto Mirko Cavallin con Renzo Rigon. Buongiorno da Rosà, frazione di Cusinati. Sono al centro della statale 47 che è chiusa praticamente dalle 17 di giovedì pomeriggio. Una fuga di gas segnalata dai residenti dopo i lavori per la fibra ottica. Si è lavorato per 24 ore. Ieri sera la statale 47 è stata riaperta intorno alle 20, ma dopo meno di un'ora è stata chiusa di nuovo perché è stata segnalata un'altra fuga di gas. I residenti sentivano odore appunto di gas, grazie anche ai rilevatori chimici che erano stati distribuiti, e qui si è scavato già da ieri sera in altri 2 punti nel marciapiede vicino a quest'area. Ecco, con Renzo Rigon mostriamo anche tutte le finestre aperte sopra di questo edificio, ma è l'indicazione che i vigili del fuoco hanno dato anche a tutti i residenti della zona. In alcune abitazioni, proprio quelle che insistono qui sull'incrocio, è stata tolta la corrente e ovviamente l'alimentazione di gas. Ieri sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici di Italgas per rilevare la fuga, cosa che continuano a fare perché c'è stato questo problema questa notte. Ieri si è lavorato al centro della carreggiata e vediamo i tre rappezzamenti di 3 scavi, questo che vedete adesso con Renzo, poi qui a sinistra c'è un altro più piccolo lungo via Sacro Cuore e poi un altro più avanti. È una situazione di disagio ovviamente per il traffico, perché la statale 47 unisce Bassano con Cittadelle, anche tutte le vie laterali. 3 chilometri di chiusura, 1,5 chilometri a sud verso Cittadella, 1,5 chilometri a nord verso il centro di Rosà, e all'altezza del Duomo di Rosà appunto c'è la prima chiusura. E già qui sul posto da ieri è tornata anche questa mattina il sindaco di Rosà, Elena Mezzalira. Allora sindaco, ieri sera avevamo un po' tirato un sospiro di sollievo per la riapertura della strada, invece dopo poco c'è stata una nuova chiusura. Cos'è successo? Sì, diciamo che ha stupito anche noi, nel senso che sapevamo che si era lavorato tutto il giorno per ripristinare la strada e quindi poi consentire la viabilità, però c'è stata una segnalazione da parte dei privati che appunto lamentava presenza di gas, e quindi con l'intervento dei vigili del fuoco hanno verificato che c'era un accumulo, e quindi stanno lavorando adesso per far uscire il gas, per sfiatare, per rimettere in sicurezza la zona, ma in questo momento non ci sono le condizioni e soprattutto non conosciamo nemmeno quali saranno bene i tempi. Serve pazienza, ci sono dei professionisti che stanno lavorando, ci sono i vigili del fuoco, c'è Italgas, si sta operando con la massima professionalità, però purtroppo questo è quello che prevede la situazione, quindi non si può fare di meglio. Il tema del disagio che hanno i residenti ne siamo consapevoli, delle attività che sono lungo la statale
statale e stiamo facendo portavoce di questo. E poi c'è un tema viabilistico importante, fortunatamente sabato e domenica non sono 2 giornate di lavoro, però c'è il tema del traffico pesante, dei bus che devono passare lungo la statale. Ecco, già ieri infatti abbiamo visto le frazioni andare ad intasarsi. C'è stata un'unica evacuazione per alcune ore riguardo alla famiglia dell'abitazione alle sue spalle, ma per il resto nessuno è stato evacuato, quindi sono tutti qui, per quanto senza corrente elettrica e senza gas. C'è una famiglia che non è presente, che appunto, vista la situazione, ha preferito allontanarsi, però sì, i residenti sono qui. Infatti noi stiamo chiedendo anche di monitorare tutte le abitazioni che sono qui limitrofe. Ecco, fortunatamente possiamo dire oggi sì, fortunatamente c'è il bel tempo, c'è il caldo, quindi le finestre rimangono aperte, purtroppo anche di giorno, ma è quello che richiede appunto la normativa. Tema traffico, sindaco, appunto lo si è visto, è un tema ovviamente marginale, ma ieri si è vista la conseguenza, lunedì probabilmente, se ancora la situazione sarà questa, qui torna il problema di questo asse nord-sud che non ha alternative di fatto. Non è per nulla marginale il tema traffico per Osà, il tema viabilistico per Osà. Continuiamo a dirlo, anche davanti a una situazione come questa si pone il problema di deviare, di avere una viabilità che consenta di deviare chi comunque ha necessità di spostarsi per sicurezza, per lavoro, per necessità, insomma, e purtroppo la statale che attraversa l'intero abitato di Rosà nord-sud apporta un traffico, insomma, che tutti noi conosciamo, lo sosteniamo da tempo. Il tema è anche il traffico est-ovest in realtà, perché le nostre arterie sono impegnate pesantemente da chi attraversa il nostro territorio, anche per immettersi in Pedemontana, banalmente, perché sappiamo che l'accesso della Pedemontana è a nord di Rosà. Poi noi siamo d'accesso a Bassano e siamo d'accesso a nord, quindi a Trento, alla Valsugana, tutta al Brennero. Un punto cruciale di tutto il Veneto. Allora, qui Italgas, i tecnici, i vigili del fuoco continuano a monitorare la situazione. Grazie intanto al sindaco, vi restituisco la linea in attesa anche nelle prossime edizioni di altri aggiornamenti. Grazie a Mirko Cavallini e Renzo Rigon, grazie al sindaco. Naturalmente seguiremo poi, come diceva il collega, nei telegiornali di questa sera l'evolversi della situazione. Intanto torniamo, l'abbiamo detto, sull'ennesima purtroppo tragedia sul lavoro che si è verificata in questo caso nella Marca trevigiana. Siamo a Mareno di Piave. Nel pomeriggio di ieri un operaio sessantenne ha perso la vita mentre lavorava. Gli aggiornamenti dalla nostra Elena Dal Forno in diretta dal comando provinciale dei Carabinieri insieme a Tommaso Migota. Elena, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Hai detto bene, siamo qui davanti al comando dei Carabinieri che ci hanno confermato il loro intervento ieri verso le 4:30 quando si è verificato questo incidente mortale, ma ci hanno anche confermato che non sono loro ovviamente a proseguire le indagini, perché in questo caso è la SPISAL, ovvero il Servizio per la Prevenzione e l'Igiene negli ambienti di lavoro. La dinamica è stata chiarita ieri in tarda serata e quindi confermiamo che purtroppo questo operaio sessantenne, Sankinder Singh, di origine indiana, residente a Santa Lucia con la famiglia, ha perso la vita perché è rimasto schiacciato da un carrello che spostava il calcestruzzo. Si trovava in quota quando appunto questo carrello gli è piombato addosso. Chiaramente non sappiamo le responsabilità di questo incidente, che verranno appunto chiarite dall'inchiesta. Questo signore sessantenne è più di 30 anni che è residente in Italia e quindi aveva un grande ambiente familiare, una grande costruzione di amici intorno. Non era mai successo nulla in questa azienda prima d'ora. Chiaramente sono tutti scossi, ma sentiamo proprio che cosa ci hanno detto familiari e parenti ieri sera a caldo, quando li abbiamo intercettati all'uscita della fabbrica, la CEDA di Mareno di Piave. Lancio il servizio e poi ti restituisco la linea, Lina. Che persona era? Che amico era? Carattere, com'era? Simpatico, tranquillo? Lui contento, tranquillo. Sì, lavoratore, mi piaceva lavorare, no? Tanti anni. Ah sì, era tanti anni? Lavorava qui da tanti anni? Non so, tanto. Da
quanto tempo era in Italia invece? 10 anni. Lui non so. Ah, ok. Non so. Quanto anni che è in Italia lui? No, una domanda, da quanto tempo era qui in Italia? Più di 30 anni. Più di 30 anni. 30 anni. Forse più di pochino. Quindi era come a casa? Ancora qua? No, l'hanno portato via adesso. Anche niente altri non sono niente. C'è la famiglia, abbiamo visto una macchina, pensiamo che sia la famiglia di Ancora la famiglia qua? Sì. Dentro? Sì. Voi uscivate con lui? Vediamo. Siete amici? C'è il figlio? Una parola per ricordare tuo padre, veramente. Che persona era papà? No, brava persona. Brava persona. Da quanti anni siete in Italia? Tanti possono andare 20 anni. Grazie. Queste le testimonianze raccolte sul posto proprio dalla nostra Elena Dal Forno. Naturalmente c'è stata una pioggia di reazioni da parte dei sindacati per questo ennesimo infortunio mortale sul lavoro. I numeri già dall'inizio dell'anno sono drammatici in Veneto, purtroppo lo avete sentito, si continua a morire. C'è un'indagine della Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo su quello che è successo per verificare eventuali responsabilità nel decesso di questo 60enne padre di famiglia ben inserito. Era a Santa Lucia di Piave dal 95. Blackout ripetuti si sono verificati nelle scorse ore nel territorio delle terme. Siamo sui colli nel Padovano. Federalberghi Terme ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di hotel di Abano Terme di ripetute interruzioni del servizio di energia elettrica che stanno creando disagi alla clientela, oltre ai danni agli impianti tecnologici, alle pompe, al servizio delle piscine e ai condizionatori, con conseguenti costi anche molto ingenti per le strutture. Il presidente Walter Poli ha informato il sindaco di Abano. Questi blackout, sottolinea il presidente di Federalberghi Terme, evidenziano la necessità di interventi per aggiornare la rete alla domanda. Blackout si sono registrati anche a Padova, in zona Guizza, ma sicuramente l'uso di condizionatori in queste giornate così calde, con temperature elevatissime, si attende tra l'altro una domenica bollente anche in Veneto, favorisce purtroppo questo genere di blackout. Decisamente da dimenticare questi giorni di vacanza per una famiglia di Noventa Padovana, nella cui abitazione ieri sera si è sviluppato un incendio. Mancavano pochi minuti alle 20 di venerdì quando ai vigili del fuoco è arrivata una richiesta di aiuto da Noventa Padovana. Un incendio si era sviluppato in un'abitazione di via Benvenuto Cellini e il fumo era stato visto uscire dai vicini. Con il supporto dell'autobotte i pompieri hanno spento le fiamme che avevano già coinvolto, anche se in modo lieve, il tetto dell'abitazione. Le cause dell'incendio, secondo le prime indagini condotte anche dal funzionario di guardia presente sul posto, sarebbero da attribuire a un guasto di tipo elettrico, forse una presa difettosa. In quel momento non c'era nessuno all'interno dell'abitazione perché i proprietari sono in vacanza dove li ha raggiunti la notizia. Allora attenzione, perché c'è la notizia di una persona scomparsa, un escursionista. Andiamo sull'home page del Gazzettino, eccola qua, grazie regia. Sono in corso le ricerche di un escursionista non rientrato ieri da una camminata in Val Pramper. La segnalazione arrivata dai familiari che non riuscivano a contattarlo, ai quali il 60enne veneziano aveva lasciato detto di voler seguire un itinerario nella zona di Malga Pramper. La sua auto è stata rinvenuta parcheggiata all'imbocco della vallata con un biglietto che ne annunciava il rientro per le 14. Sul posto stanno operando le squadre del soccorso alpino della Val di Zoldo e limitrofe, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco. I soccorritori hanno effettuato alle prime luci una perlustrazione dall'alto con l'elicottero dell'Air Service Center, e poi è intervenuto quello della Guardia di Finanza dotato di sistemi di rilevazione degli apparecchi di telefonia mobile. Ancora non si hanno purtroppo notizie, ripetiamo, di questo 60enne veneziano scomparso. Sono in corso le ricerche. Vicenza, Ponte dei Nori, 620.000 euro per la rimozione e la messa in sicurezza, oltre alla sistemazione della viabilità dell'area che, lo ricordate, è stata oggetto di un vero e proprio disastro e anche di 2 vittime, purtroppo padre e figlio, nell'ultima ondata di maltempo che ha colpito il Vicentino.
Due interventi urgenti che riguardano il Ponte dei Nori, parzialmente crollato con il maltempo di aprile e dove persero la vita padre e figlio. Zona transennata che si punta a mettere in sicurezza e a ripristinare in termini di viabilità su via Fermi. Per questo l'amministrazione ha approvato una variazione urgente di bilancio per stanziare 620.000 euro che consentiranno di realizzare un duplice intervento: la sistemazione dell'area interessata dal crollo del manufatto, comprensiva della rimozione del ponte pericolante e della porzione adagiata sul Greto del Lagno grazie ad un investimento di 380.000 euro, e la modifica della rotatoria per permettere l'innesto da sud sulla strada che porta al tunnel per Schio, bypassando via Sette Martiri e viale Trento. Per questo secondo intervento stanziati 240.000 euro che consentiranno di realizzare un primo stralcio dell'opera con la riapertura del passaggio in entrambi i sensi. Gli interventi saranno finanziati con l'avanzo di amministrazione. Vi sarebbe una necessità di spesa di circa 4 milioni di euro per procedere agli interventi di ripristino indispensabili. Abbiamo di contro a disposizione la somma di circa 1.200.000 euro derivante dall'avanzo di bilancio del 2024 che è immediatamente spendibile. Pertanto si è dovuto procedere tra le priorità a scegliere quelle immediatamente indispensabili. Tra di esse vi è il ripristino del traffico all'ingresso sud di Valdagno, quindi alla rotatoria del Ponte dei Nori per permettere l'ingresso in via Fermi e regolarizzare in tal modo il traffico cittadino che è stato molto compromesso negli ultimi mesi. Abbiamo poi necessità di una spesa importante di circa 400.000 euro per la rimozione del Ponte dei Nori che è crollato. Abbiamo inoltre la necessità di una spesa importante per interventi per la sicurezza dei cittadini ed infine abbiamo scelto di operare tutta una serie di interventi, cito ad esempio la sistemazione di via Dalmazia, che risultano prioritari rispetto ad altri. Operazione su vasta scala della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Udine, che ha interessato Friuli, Venezia Giulia e Veneto, ma non solo, anche diverse altre regioni, diverse città della penisola, da Roma a Firenze, da Napoli a Trento fino ad Aosta. Ci sono stati arresti anche nel Trevigiano e nel Padovano per soggiorni irregolari di badanti. Sentiamo il servizio della nostra redazione di Udine. La Polizia di Stato, al termine di un'articolata indagine condotta dalla squadra mobile di Udine e coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato 7 cittadine georgiane e denunciato in stato di libertà altre 22, tutte impiegate nel settore dell'assistenza domiciliare. L'operazione fa seguito a un'indagine analoga svolta lo scorso gennaio che aveva già fatto emergere un sistema di falsificazione documentale finalizzato a ottenere illecitamente l'accesso al mercato del lavoro e ai servizi italiani. Tutto è partito dalla segnalazione di un responsabile di una cooperativa di badanti con sede a Udine, insospettito dalla nazionalità di alcune lavoratrici, ha consegnato agli investigatori un elenco di nominativi. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che le donne, tutte di origine georgiana e di età compresa tra i 24 e i 66 anni, si erano dichiarate cittadine comunitarie, presentando documenti di identità apparentemente rilasciate da paesi come Slovacchia, Polonia, Bulgaria. Grazie a questi documenti falsi erano riuscite a ottenere un codice fiscale italiano riservato ai cittadini UE e ad accedere regolarmente al lavoro nel settore della cura alla persona, beneficiando di servizi sanitari e fiscali pur non avendone i requisiti. Successivamente molte di loro si erano spostate in altre province italiane, rendendo necessarie perquisizioni su tutto il territorio nazionale. L'operazione infatti ha interessato numerose città. Oltre al Friuli Venezia Giulia sono state coinvolte le province di Bolzano, Milano, Treviso, Macerata, Padova, Roma, Firenze, Napoli, Trento, Prato e Aosta. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato 21 documenti di identità falsi, codici fiscali, attestazioni e contratti di lavoro stipulati utilizzando false generalità. Le 7 donne arrestate si trovavano 3 a Bolzano, poi Udine, Milano, Treviso e Macerata. Le altre 22 sono state denunciate per lo stesso reato. Gli uffici immigrazione stanno ora valutando la posizione di ognuna e in assenza dei requisiti per il soggiorno regolare si procederà con l'espulsione. Le indagini proseguono per identificare i soggetti che hanno fornito
e documenti falsi dietro compensi che oscillavano tra i 300 e i 600 euro. Si lavora anche per verificare se lo stesso modus operandi sia stato utilizzato da altri gruppi criminali stranieri per ottenere una presenza legale sul territorio italiano, magari finalizzata alla commissione di ulteriori reati. E i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto hanno denunciato in stato di libertà un 50enne residente a Preganziol, già noto alle forze dell'ordine per i reati di minaccia aggravata e porto di arma impropria. L'episodio risale a giovedì sera intorno alle 23. In buona sostanza una lite per futili motivi è scoppiata in strada tra l'uomo e due fratelli albanesi che sono suoi vicini di casa, un 30enne e un 32enne. Nel corso di questo litigio il 50enne avrebbe estratto una pistola puntandola contro i due giovani, minacciandoli di morte. L'immediato intervento dei carabinieri allertati dalle vittime ha permesso di rinvenire l'arma, una fedele riproduzione di un revolver priva del previsto tappo rosso, occultata all'interno dell'imbottitura dei cuscini del divano dell'abitazione dell'uomo. L'arma è stata sottoposta a sequestro e il responsabile deferito all'autorità giudiziaria. Processo ex Miteni, ora apriamo la pagina sulla storica sentenza sui PFAS. Dopo la sentenza in primo grado, l'auspicio del presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, è quello di procedere velocemente alla bonifica del sito. All'indomani della sentenza per il processo sull'inquinamento da PFAS, che ha chiuso il primo grado con 11 condanne e 4 assoluzioni per i vertici aziendali che si sono susseguiti negli anni alla guida della ex Miteni, con condanne complessive per un totale di 141 anni, la provincia di Vicenza, a cui è stato riconosciuto un risarcimento per danni patrimoniali e non di circa 151.000 euro, ora spinge per accelerare l'iter della messa in sicurezza e bonifica del sito. Per quanto riguarda la messa in sicurezza, sottolineerei il fatto che si sta già operando da oramai circa un anno per mettere tutto un sistema di palancole, quindi praticamente dei pali in acciaio anche con profondità veramente interessanti, oltre i 30 metri, che dovrebbero impedire la fuoriuscita dell'acqua nel torrente lì vicino, e poi dei pozzi di mungitura attraverso i quali viene prelevata l'acqua e viene filtrata prima di essere reimmessa in circolo. Questo è il progetto di messa in sicurezza con il quale stiamo cercando appunto di far sì che i PFAS non escano più dal sito coinvolto. In contemporanea si sta lavorando in conferenza dei servizi per quello che è il progetto di bonifica vero e proprio, nel quale gli enti coinvolti e anche i soggetti che ieri sono stati condannati stanno già lavorando per un progetto di bonifica che mi auguro potrà essere disponibile quanto prima e quindi poter essere attuato nell'interesse di tutti. Sentenza destinata a fare giurisprudenza sul tema ambientale in questione, arrivata dopo 4 anni dalla prima udienza, anni in cui i vari enti territoriali e i parlamentari locali si sono spesi per portare il tema all'attenzione del governo. È importante che ora la popolazione danneggiata possa ottenere il giusto risarcimento e che le falde acquifere siano ripulite. In questo momento mi piace anche ricordare che sono stato il primo a portare all'attenzione del Parlamento e del Governo l'inquinamento da PFAS con una mozione depositata al Senato nell'ormai lontano novembre 2013, quando dell'inquinamento da PFAS ancora nessuno parlava e qualcuno addirittura lo negava. Sentenza su cui è intervenuto anche Andrea Ferrazzi, fondatore e presidente dell'Associazione Persone Ecologia Reti. La sentenza è un punto di partenza, dice, per attribuire le giuste responsabilità. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite Marco Sorigliana, in visita al Veneto, aveva definito l'inquinamento da PFAS il più grande inquinamento ambientale della storia d'Europa. E almeno 350.000 veneti contaminati profondamente da questa sostanza, che tra l'altro è causa di innumerevoli malattie, anche molto gravi, e una devastazione tra l'altro anche a livello sociale. Voglio ricordare qui le mamme PFAS che da anni combattono. Una sentenza storica, secondo appunto le mamme NoFAS, che ieri hanno dichiarato rappresenta una vittoria per il mondo e le associazioni che si battono a livello internazionale per i reati ambientali. Una valutazione che condivide Andrea Ferrazzi, ex parlamentare del PD e ora presidente e fondatore dell'Associazione Persone Ecologia Reti.
Di Miteni e FAS Andrea Ferrazzi si era occupato fin dall'inizio del grave inquinamento, non solo nella sua attività parlamentare. E quindi ieri è un primo tassello, è un tassello che inizia a fare un po' di giustizia, è un inizio di giustizia, perché poi riparare i danni dal punto di vista sanitario non sarà mai possibile, perché riparare i danni dal punto di vista ambientale non sarà mai possibile totalmente. E però è un inizio, non può essere la fine, ma certamente in questo è un buon inizio. Altro grave tema che resta sul tappeto è la questione delle bonifiche del sito della ex Miteni e della rete idrica contaminata. Si apre il capitolo sulle responsabilità di chi dovrà effettivamente farsi carico dei danni. Il pubblico ministero giustamente aveva attribuito tra i crimini commessi ai manager e ai proprietari dell'azienda Miteni anche reati di carattere fallimentare, in quanto l'accusa, che poi è stata recepita dal giudice di ieri, è che costoro avevano creato ad arte un fallimento per non rispondere poi dei risarcimenti e delle bonifiche. Qui stiamo parlando di bonifiche radicali che sono necessarie, ad oggi non ci sono, non c'è nemmeno il palancolato, le barriere idrauliche sono insufficienti. Il criterio è che chi inquina paga, e quindi questa sentenza deve essere un primo punto di partenza per far sì che ognuno si assuma la responsabilità. La nostra redazione di Vicenza ha sentito su questo tema anche il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. È davvero una sentenza storica, nel senso che è la prima che arriva sul tema dell'inquinamento da PFAS ed è frutto di una battaglia incredibile, coraggiosissima, fatta dalle mamme, da tantissimi attivisti che non hanno mai mollato, soprattutto all'inizio, quando il tema era sostanzialmente sconosciuto. È un tema su cui ci deve essere la massima attenzione anche in città di Vicenza. Giacomo Possamai commenta la sentenza sull'inquinamento da PFAS, un fronte su cui il sindaco di Vicenza chiede una legge a livello nazionale. È arrivata la sentenza, ora però devono arrivare i fatti dal punto di vista politico e legislativo, perché ancora non c'è un limite, per esempio, sui PFAS, e quindi è tempo che ci sia una legge in materia. Intanto è attivo l'osservatorio sui PFAS, con un dibattito che ha riguardato soprattutto la zona ovest della città. E sappiamo che perlomeno al momento solo parzialmente siamo stati toccati nella zona ovest della città, ma è altrettanto vero che l'inquinamento da PFAS abbiamo visto come si è allargato nel tempo perché si muove nella falda, e quindi abbiamo creato un osservatorio con degli esperti proprio per seguire questo tema in città, su cui va tenuta la massima attenzione. Il rischio è davvero che l'inquinamento da PFAS non si limiti alla zona che finora è stata più interessata e che vada maggiormente a interessare anche la città e altre zone della nostra provincia. Adesso intanto si affaccia un'estate che cambierà faccia a Vicenza, con l'approdo dei cantieri per l'attraversamento della città da parte della TAV. Ovviamente i lavori della TAV da questo punto di vista sono da seguire con particolare attenzione, ci sono una serie di prescrizioni, per esempio l'acqua deve essere filtrata tramite un macchinario ai carboni attivi proprio per togliere l'inquinamento da PFAS, e ARPAV in particolare, ma tutti gli enti preposti seguono passo passo tutte le attività che vengono fatte durante il cantiere, che devono poi fare un monitoraggio che dimostri come viene prelevata l'acqua, che tipo di acqua è. Quindi su questo anche come amministrazione comunale, siccome siamo parte del tavolo di monitoraggio ambientale coordinato dalla Regione, faremo la nostra parte. Ci fermiamo ora per un rapido break, torniamo tra poco con altra cronaca. Ritorniamo in diretta su Rete Veneta con il nostro Focus TG. Andiamo a rivedere quelli che sono stati i danni consistenti purtroppo che l'ondata di maltempo dell'altra sera ha causato tra il Trevigiano, siamo nella parte orientale, nord-orientale della provincia, e Sacile, Fontana Fredda. Bersagliata in particolare la frazione di Francenigo, in un'abitazione sono andati distrutti i pannelli fotovoltaici appena installati, la disperazione del proprietario. Chicchi
Chicchi di grandine come palline da tennis scese dal cielo sopra la Marca intorno all'ora di cena. Un temporale che, benché le previsioni non fossero promettenti, è arrivato all'improvviso. Colpita la zona di Macerata sul Piave, Orsago e quella di Gaiarine, Francenigo in particolare la frazione più bersagliata. Questo è quello che resta dopo la grandinata. Siamo in strada Bocca de Cal, ad essere colpita un'abitazione di 2 signore di origine macedone. Tempesta, grandine, tanti, mezz'ora, anche più, piccoli, grandi, disturbo tutto rotto sopra. E l'avevate appena rifatto? Appena rifatto, noi siamo, 2 anni fa, ultima quando è stata. Primo da un mese ho fatto casa, perché ho fatto fuoco prima, cambiato tutto. E dopo un mese, quando ho copie messo sopra, ho fatto quella 2 anni fa, parlo, no? E ho fatto tutto rotto, cambiato nuovo. E adesso dopo anni ancora nuovo. E adesso bisogna fare nuovo. Io non so cosa bisogna fare più. La casa che aveva preso fuoco, un incidente domestico, poi 2 anni fa la violenta grandinata che ancora è nei ricordi e negli occhi di tutti i gaiarinesi, e i segni si vedono ancora su tante facciate. Quella volta era stato il tetto a subire danni, questa i pannelli fotovoltaici appena installati, oltre 20.000 euro la spesa andata in fumo. Ma soldi dove trovi? Dove trovi? Quello è il problema. No? Trovi, ti dà banca, ma bisogna tirare, non è quello, eh? Non lo so. Io posso ringraziare da mi ha aiutato italiani, non so. Anche con credito, anche con la nostra via di là, anche comune. Da quanti anni siete qui? 30 anni sicuro. No, sono contento sì, perché ho aiutato tutti e non posso dire niente. Questa dunque la situazione, l'avete vista. Allora ci spostiamo a Padova, è già pronta in collegamento la nostra Chiara Gaiani, perché conto alla rovescia per il concerto di Zucchero questa sera in città, allo Stadio Euganeo. Sono attese 25.000 persone, pronto il piano traffico studiato dal Comune. Sentiamo proprio Zucchero nella conferenza stampa di presentazione al concerto a Palazzo Moroni lo scorso 27 febbraio, quando aveva ricevuto dal sindaco Giordani la medaglia della città. Allora, Chiara, a te e poi sentiremo proprio Zucchero dalla sua viva voce. Sì, esatto, perché Zucchero aveva fatto una tappa in città. Lina, buongiorno a te e ai telespettatori, a fine febbraio per presentare questo concerto evento, e nel pezzettino che vi faremo sentire tra poco ricorda proprio quando era stato più di 30 anni fa in città per la prima volta, ma vi faremo ovviamente dire tutto da lui. C'è davvero grande attesa a Padova per questo evento. Lo Stadio Euganeo che vedete alle mie spalle, sono in corso le prove in questo momento. Arrivando con il collega Cristiano Caiende abbiamo anche incrociato alcune pattuglie di vigili e addetti del comune che stanno già preparando tutti gli spartitraffico per regolare l'afflusso. Sono previste, lo dicevi, 25.000 persone e ovviamente l'invito è, prima di arrivare in zona stadio, quello di usare i vari parcheggi scambiatori che sono stati allestiti in tutta la città. Ce ne sono 3 qui nella zona dello stadio, ma ce ne sono anche 3, uno a Limena, uno in zona fiera, l'altro in stazione, che hanno anche la possibilità di lasciare l'auto e poi utilizzare la navetta. C'è una particolarità che rende questo concerto il primo forse di una serie. Per la prima volta non ci saranno persone in piedi, almeno in partenza, allo stadio, ma avranno tutte un posto seduto numerato, quindi insomma all'interno dello Stadio Euganeo c'è stata una grande platea, una ennesima prova del 9 per Padova, che si lancia come città di grandi eventi dopo quello che è stato davvero un concerto evento che ha richiamato gente da tutta Italia, cioè la doppia data degli Imagine Dragons sempre qui. Allora io direi che ti lascio all'intervista che è stata raccolta a fine febbraio. Tra l'altro c'era sempre Christian con il collega Francesco Ratai quando Zucchero ha fatto la sua presentazione a Palazzo Moroni. In quell'occasione ha ricevuto
avuto, come ricordavi, la medaglia della città. Direi che ti lasciamo a Zucchero, poi la linea appunto può tornare a voi da Padova. Io ho debuttato, cioè mi ricordo che fu il primo concerto del tour, se non sbaglio, cos'era il primo concerto? Allo Stadio Appiani il 21 luglio 1989, come stadio. Esatto. Poi hai fatto Palasport, hai fatto... Ho fatto il primo concerto del tour di Oro, Incenso e Birra, che appunto era uscito nell'89, e me lo ricordo benissimo quel concerto lì. Me lo ricordo perché era pieno ovviamente, ma erano tutti in piedi a quel tempo, eravamo tutti molto più giovani e avevo una band, per la prima volta riuscii a mettere in piedi una band veramente tosta. Mi ricordo c'era Polo Jones che è ancora con me al basso, eravamo tutti insomma giovani. C'era David Sancious alle tastiere, avevo una parte dei Memphis Sons ai fiati, avevo per la prima volta 2 coriste, 3 coriste ne avevo, e più insomma tutto il resto della band, un po' italiani, un po' stranieri. E mi ricordo che fu come debutto per la prima volta in uno stadio, fu per me una cosa insomma eccitante, molto quello che desideravo da anni. E dunque il momento è arrivato e stasera Padova attende Zucchero. Restiamo a Padova con una questione di tutt'altro genere e si parla proprio di genere, di uomini. Parte dal 1° luglio la campagna contro gli stereotipi nel comune di Padova, ma è polemica. Il sottosegretario alla giustizia Ostellari della Lega dice: in città mancano gli amministratori. Nicole Casalingo, Mirko Bada, nonna, Giuseppe Sitrucca e poi Ale e Thomas. Sono i volti sorridenti di 5 uomini, quelli che da martedì prossimo e fino alla fine di luglio proporranno ai padovani in 150 manifesti di riflettere sull'urgenza di superare gli stereotipi al maschile e al femminile con la campagna Uomini di ogni genere. Molte volte si parla di questa crisi della mascolinità, l'idea che ci siano persi i riferimenti, che il maschile non sappia più dove guardare, ma in realtà non è così vero. Nel senso che è vero che stiamo piano piano, purtroppo non del tutto, abbandonando alcuni schemi cristallizzati, è vero che è più complicato trovarne altri, ma diciamo così, il segreto è quello di guardare a questi altri modelli e anche capire che non è necessario avere un solo modello, no? Che la mascolinità come la femminilità hanno molte sfaccettature. In Italia il 75% del lavoro di cura non retribuito è ancora a carico delle donne. Ridurre questo squilibrio punta a responsabilità condivise per il bene di tutti. C'è bisogno nella nostra comunità che anche gli uomini si interroghino sul loro ruolo all'interno della società, sul loro ruolo all'interno della famiglia e è una riflessione che però possiamo fare insieme, uomini e donne, senza pregiudizi e stereotipi, ma ascoltandoci l'uno con l'altro. Sull'opportunità di una simile campagna presentata a Palazzo Moroni dall'assessora alle pari opportunità Margherita Colonnello è intervenuto Andrea Ostellari, senatore della Lega e sottosegretario alla giustizia. Padova ha uomini di ogni genere ma 0 amministratori, sottolinea. Mentre i cittadini chiedono meno traffico e più sicurezza, l'assessorato alle politiche di genere lancia una campagna comunicativa di dubbio gusto e nessuna utilità. E dunque lo dicevamo in apertura, ultima giornata di festeggiamenti per le nozze di Jeff Bezos, patron di Amazon a Venezia. L'Arsenale questa volta farà da sfondo all'ultimo party, mentre in città ci saranno ben 4 presidi dei no Bezos. Ci colleghiamo in diretta con Lorenzo Maier e Simone Merlo che stanno seguendo per noi questa giornata ancora una volta ricca di avvenimenti. Lorenzo. Buongiorno Rina, buongiorno a te e ai nostri telespettatori di Rete Veneta, una giornata conclusiva che vede un altro evento molto atteso. Dopo il sì messo in scena, possiamo dire così, di ieri nell'isola di San Giorgio Maggiore dei 2 sposi, oggi ci sarà il party conclusivo, quello dove sarà un po'
un bilancio, una resa dei conti, possiamo dire così, rispetto a quelli che saranno davvero gli ospiti presenti, perché dei rumors lo davano già ieri, ma oggi sono tornati ad essere insistenti, attribuiscono anche una possibile presenza di Lady Gaga, addirittura che potrebbe cantare per gli sposi, accompagnata da Elton John. Comunque è il party matrimoniale, appunto. Il primo era un party di benvenuto, quindi molto soft. Ieri le nozze, quindi l'evento principale era la rappresentazione del matrimonio che i due sposi hanno già celebrato in America. Oggi l'evento conclusivo che è il party nunziale, ecco, possiamo chiamarlo così. Alla Torre Monumentale le immagini di Simone Merlo vi stanno facendo vedere proprio l'ingresso da dove arriveranno una parte degli ospiti. Siamo in un terreno, un territorio che è sotto l'egida della Marina Militare, perché di proprietà demaniale, poi dato al comune per alcuni eventi qui in queste stesse zone, in questa stessa area. Ogni anno, anche poche settimane fa, ci eravamo stati anche noi con le nostre truppe, si è svolto il Salone Nautico, c'è il Salone dell'Artigianato, ci sono gli spettacoli del Carnevale, una parte di città, ecco, possiamo dire così, una parte di città che concessa dalla Marina Militare ogni tanto apre le porte al pubblico, al territorio, e Vega, che è il braccio operativo del comune, ha dato agli sposi in affitto per una serata appunto uno scenario magico, perché c'è la storia di Venezia, ma c'è anche un affaccio sull'acqua davvero meraviglioso, dove possono transitare anche le imbarcazioni, molto riservato, molto appartato. Le immagini di Simone ve lo stanno facendo vedere. C'è già all'imbocco di Riva del Chiavoni, ci sono già la navigazione normale, ma ci sono già le moto d'acqua della Polizia di Stato, ad esempio, che fanno da filtro, e che ci sono poi le bonifiche, i sommozzatori, insomma tutto un apparato e un servizio di vigilanza anche che è operativo qua già da settimane per gli allestimenti milionari, perché questo matrimonio, le ultime cifre parlano di un volume d'affari, di un costo dei soli 3 giorni matrimoniali, diciamo così, di 50 milioni di euro, un indotto per la città calcolato addirittura così che si possa girare sul 1 miliardo di euro, per cui veramente siamo su cifre astronomiche. D'altra parte bastava ieri vedere l'apparato di vigilanza per proteggere la privacy che è stato messo in campo, per capire come i costi siano davvero elevati. Una giornata che, come dicevi tu, sta vivendo 3 momenti da segnare in agenda. In mattinata rumors dicono che molti ospiti siano anche adesso in giro a Murano per fare acquisti, per visitare le fornaci, vedere con i loro occhi la magia della lavorazione del vetro. Poi l'appuntamento dei contestatori lontano da qui, ma comunque sempre in centro storico. Alle 17 è previsto il ritrovo del fronte Nobesos alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, e poi 4 presidi in giro per la città. È stato preannunciato anche un possibile tuffo di alcuni manifestanti in Canal Grande, quindi c'è anche il fronte dei contrari che vuole far sentire ancora una volta la sua voce. Poi la festa extra lusso in Arsenale, che per i circa 200 selezionatissimi ospiti concluderà alla grande questa 3 giorni veneziana.
voci, indiscrezioni dicono che poi la coppia dovrebbe ripartire tra domani e lunedì, sempre con l'elicottero da Arnicelli. Il loro yacht è infatti stato ormeggiato in Croazia proprio anche per questi venti di contestazione che si sono manifestati in modo molto chiaro, venti di contestazione che hanno anche esacerbato un po' il servizio d'ordine, che hanno reso l'evento ancora più blindato di quello che in realtà era, ma comunque tutto sommato la città e la giornata, la mattinata di oggi lo dimostra, continua anche a vivere nel suo ritmo di un normale sabato di inizio estate molto assorato. Le dichiarazioni che ieri il sindaco ha rilasciato anche ai nostri microfoni hanno fatto un po' il giro anche oggi dei media nazionali. Se sei d'accordo, Lina, le farei ascoltare una parte. Siamo contenti che abbia scelto Venezia per festeggiare il suo matrimonio, lui insieme ai suoi amici. È un evento che abbiamo chiesto noi, tramite amici, quando doveva scegliere, abbiamo proposto noi che facesse a Venezia questo evento, per cui siamo assolutamente convinti che questo è uno dei tanti ruoli che ha Venezia. Venezia da sempre nella storia era una città di commercianti e di diplomatici. La diplomazia e il commercio sono la base poi per creare delle relazioni interpersonali che sono la prima cosa per poi attrarre investimenti, perché un sindaco ha assolutamente la necessità di preservare la privacy di queste persone ed è giusto che loro si divertano e passano bene le loro giornate di festa. Ma poi anche sappiamo che è uno degli uomini più influenti nel mondo della logistica, e noi abbiamo Porto Marghera, che è uno dei luoghi industriali più grandi dell'Europa, per cui immaginare e raccontare a lui e ai suoi amici e alle persone che lui in qualche modo ci può mettere in contatto l'importanza di investimenti fatti sul nostro territorio metropolitano diventa fondamentale. Quindi come lo accogli diventa una cosa importante. E si parla di Venezia, voi siete qua perché c'è lui, per cui insomma sono graditi ospiti. Ecco, sono graditi ospiti, Lina, ha detto il sindaco Brugnaro, e poi ha detto anche da come verrà accolto in qualche misura che Venezia si giocherà anche la possibilità di poter avere un richiamo, un rilancio a livello anche per altri eventi che possano avvenire in città. Venezia ha certamente decine di eventi ogni giorno, ma a livello internazionale, ecco, che sono poi le cose che aveva detto anche il governatore Zaia, magari queste polemiche potrebbero allontanare un domani qualcuno che voglia venire per festeggiare il 18° della figlia piuttosto che un altro matrimonio. Ecco, su questo si discuterà molto anche nei prossimi giorni, e poi l'entourage di Bezos farà sicuramente anche un bilancio di quella che è stata la tragedia veneziana, quindi capiremo se queste proteste possono avere influito o quantomeno dato dei pensieri in più alle organizzazioni, tali per cui da dire la prossima volta che ci fosse un evento a Venezia ci penseremo 2 volte prima di venire. Noi crediamo, visto anche il legame che Jeff Bezos ha dimostrato con Venezia, chi lo conosce dice che oltre al matrimonio comunque lui era già venuto qui normalmente, insomma in giorni normali, canonici, proprio perché è innamorato di Venezia. Ha dato 3 milioni a organizzazioni tipo il Corila, università che si occupano della salvaguardia e della tutela di Venezia. Ecco, sarà un po' da discutere, vedere se queste polemiche hanno influito negativamente oppure se il grande sfarzo, la magnificenza mondiale di Venezia abbia comunque coperto questi piccoli problemi organizzativi, anche perché c'è comunque un cordone molto evidente anche di protezione degli ospiti, per cui può essere che delle contestazioni anche gli sposi e i loro ospiti se ne siano accorti molto in maniera limitata. Comunque
ci sono state una cinquantina di denunce a carico dei manifestanti, c'è un'interrogazione parlamentare, come abbiamo dato conto anche ieri, per cui un certo dibattito, diciamo così, di opinione si è creato e vedremo nei prossimi giorni a che cosa porterà. Lina, se non hai domande ti restituisco la linea e ci aggiorneremo più tardi. Grazie Lorenzo, buon lavoro, sarà una lunga giornata per seguire cosa succederà oggi pomeriggio. Allora noi ci fermiamo per un altro rapidissimo break, torniamo tra poco perché parleremo di alpini. Ultimi minuti del nostro Focus TG, ben trovati. Andiamo a Pederobba dove il nostro Lucio Zanato ha seguito il campo scuola degli alpini, molto partecipato, una delle attività su cui le Penne Nere contano per fare la loro parte nella crescita delle nuove generazioni e dei ragazzi più giovani. Sentiamo Lucio Zanato da Pederobba. Mi trovo a Pederobba nell'area delle Opere Pie e si è appena concluso il primo atto ufficiale di questo campo scuola, del campo scuola degli alpini. Anch'io sono protezione civile, sono con Franco Giacomin, presidente della sezione di Treviso dell'Associazione Nazionale Alpini. Presidente, insomma un appuntamento che si rinnova, siete stati tra i primi a portare avanti questa iniziativa. Sì, è vero, è una proposta che noi abbiamo fatto al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e per l'8ª volta ci troviamo qui a svolgere questo campo scuola che inizia oggi con i ragazzi dai 13 ai 16 anni e che ha come obiettivi sicuramente la conoscenza degli elementi base della protezione civile, perché appunto la protezione civile è ciascuno di noi e quindi i ragazzi possono acquisire quelle informazioni che poi potranno sviluppare anche negli anni a venire. E in un contesto, il nostro del mondo alpino, che cerca di trasferire a questi ragazzi anche determinati valori, quelli che noi cerchiamo di proporre, quindi l'amicizia, la fraternità, il rispetto reciproco. Ecco che quindi anche il caposcuola ha delle regole, come è giusto che sia, a cui i ragazzi dovranno attenersi. E poi però potranno vivere anche quel senso di comunità che sta alla base di tutto. Ecco, oltre una trentina di ragazzi, voi avete avuto anche, come dire, avete cercato di fare spazio perché avete avuto tantissime domande. Certo, gli spazi ci consentono, anzi le direttive che ci arrivano al Dipartimento ci consentono di avere al massimo un numero di circa 30 ragazzi, siamo in 34, 9 ragazze e i ragazzi, quindi alla fine un numero significativo che ci porta anche quest'anno appunto ad interagire con questi giovani che arrivano sempre carichi di voglia di stare assieme. Esatto, è un segnale importante perché in realtà allora questi giovani cercano di capire, cercano anche chi gli insegni le regole? Assolutamente sì, a mio modo di parere, a mio modo di vedere, certamente la famiglia è l'elemento fondamentale, ma poi giustamente i ragazzi hanno anche bisogno di conoscere, di avere dei riferimenti al di fuori della famiglia. Ed è giusto che delle strutture anche come la nostra associazione possano proporre dei riferimenti chiaramente positivi per loro e quindi i ragazzi spesso sono visti come indolenti o magari con poca capacità di conoscere, invece non è così. Se sono opportunamente stimolati nel modo giusto, con le persone giuste, riescono a capire e anche a dare molto di più di quello che noi diamo loro. Insomma, è un modo per prepararli ad entrare nella società da persone adulte? Assolutamente, devono entrare passo dopo passo nei meccanismi della nostra società, tant'è che nel campo scuola sono previsti anche incontri proprio con gli altri enti, strutture della nostra comunità, con i vigili del fuoco, con i carabinieri, con la finanza, proprio per capire che comunità vuol dire un insieme di elementi, ciascuno che opera nel mondo particolare in cui appunto che conosce, ma poi per avere un obiettivo comune che è quello del noi, cioè quello della comunità. Ecco, ci sono anche i doveri, qui puliranno i bagni,
prepareranno le colazioni, marceranno in montagna anche. Certamente sì, le regole prevedono ci si alza il mattino alle 7, poi c'è l'alzabandiera, poi la colazione, poi c'è l'attività, poi il pranzo e il momento di svago ci sarà anche quello ovviamente verso sera, con una piccola licenza per pochi minuti per l'uso del cellulare, ecco, che viene... Esatto, questo è il vero punto dolente. Come siete riusciti a fargli accettare di non avere sempre il cellulare in mano? Ma in realtà forse siamo noi adulti che non riusciamo a far capire ai giovani che si può vivere anche senza cellulare. Chiaro, per certe cose è indispensabile, però per la maggior parte del nostro tempo possiamo benissimo trascorrerlo senza essere sempre assillati dal messaggio, dalla mail o dalla chiamata che arriva. Senta, qual è il suo desiderio al termine di questa settimana che riuscissero a portarsi a casa questi ragazzi? Beh, innanzitutto il senso di amicizia, la condivisione, quindi il fatto di legare, di conoscere nuove persone e magari anche di aspettarci per il prossimo anno, come è già successo, che si ricandidino, che si propongano di nuovo per frequentare magari anche altri scampi scuola. Questo è quello specifico per la protezione civile, ma l'Associazione Nazionale ha attivato anche quest'anno 13 campi scuola in tutta Italia, quindi il percorso potrebbe essere questo e questo sarebbe per noi una grande soddisfazione. Tra l'altro tutti i ragazzi delle medie, giovanissimi. Sicuramente sì, della seconda e terza media, quindi è il target che ci viene dato anche dalle indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile, sia per la necessità di proporre un determinato programma che chiaramente va calibrato anche in base all'età dei partecipanti. Però il noi prima dell'io, questo sarebbe l'obiettivo da raggiungere per questi ragazzi. Questo è l'obiettivo che, diciamo così, sicuramente il senso di comunità è quello che vuole anche trasmettere il Dipartimento, ma noi come alpini diciamo sempre questo è l'obiettivo nostro, cioè costruire il noi prima dell'io. È vero che verrà a trovarli anche il Presidente nazionale? Sì, così ci è stato promesso e sicuramente lo farà come ogni anno, quindi l'aspettiamo probabilmente a metà della settimana qui al campo scuola. Grazie Presidente, a voi la linea. Grazie al nostro Lucio Zanato e agli alpini come sempre. Allora abbiamo ancora un minutino, andiamo a sentire il focus di questo sabato della CGA di Mestre. Anche le piccole imprese venete pagano il gas il doppio delle grandi e l'energia elettrica solo, tra virgolette, il 55% in più. Aumentano le famiglie venete in povertà energetica, le più a rischio sono quelle dei lavoratori autonomi. Ce lo dice Paolo Zabeo, che è coordinatore dell'ufficio studi della CGA, e che sentiamo. Anche in Veneto le imprese con meno di 20 addetti costituiscono il 98% delle realtà produttive presenti in regione. Sono tante, ma anche in termini occupazionali giocano un ruolo da protagoniste. Al netto dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, infatti, danno lavoro al 60% circa dei veneti. Va comunque sottolineato che il divario dei costi energetici tra grandi e piccole imprese è sempre esistito. E tale situazione è presente anche negli altri paesi europei. Tuttavia, a differenza dei nostri principali competitor commerciali d'Oltralpe, il peso delle piccole imprese venete sull'economia nazionale e regionale non ha eguali altrove. Pertanto, la penalizzazione delle nostre micro e piccole aziende è la più insopportabile d'Europa. E così lo avete sentito, un altro dato in negativo purtroppo. Allora noi ci fermiamo qui, il nostro tempo lo sapete al sabato è ridotto. Ringrazio in regia Mattia Pizzaia, Francesco Cerona, appuntamento ai telegiornali di questa sera. A voi tutti un buon sabato pomeriggio, arrivederci.